Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo la dura critica di Alberto Villanova, Lega Nord di Pieve di Soligo, nei confronti dell'amministrazione Soldam, colpevole di aver trasformato i vigili in postini. Alla numero 4 troviamo una notizia che arriva da Miane. Si è conclusa con uno sconto sulla multa la vicenda che aveva interessato un anziano agricoltore che aveva sradicato una porzione del proprio bosco in località Campea. La terza notizia più cliccata della settimana racconta delle continue azioni criminali che da mesi interessano il quartier del Piave e la vallata del Soligo. Ritrovate 2 auto rubate a Pieve di Soligo e a San Giovanni di Valdobbiadene. Alla numero 2 parliamo ancora di furti, con le dichiarazioni del sindaco di Farra di Soligo, Giuseppe Nardi, che ha invitato i cittadini a difendersi da soli dalle continue azioni criminali. La notizia più cliccata della settimana ci racconta del lutto per la scomparsa di Lucia Fattorini, moglie di Alberto De Valier, vinta da un male terribile all'età di 51 anni.